Buonasera a tutti, siamo ancora noi dei Rami dell'Ulivo. Io Cristina Tiziana? e Brian oggi non sta molto bene. E niente, anche oggi vi ricordiamo che trasmettiamo da via Castelfranco Veneto 85 in Pordenone e per la precisione dalla Chiesa Assemblee di Dio. Vogliamo rinnovarvi il nostro invito a partecipare alla funzione domenicale che si svolge a questo indirizzo, appunto, dalle 9 alle 11 e noi saremo lì contenti di accogliervi per condividere insieme la parola di Dio. Oggi abbiamo proprio una lettura speciale che leggerà la nostra cara Tiziana. Prego Tiziana, te la lettura. Che lettura è? Dunque, la nostra lettura oggi viene presa dal Vangelo di Giovanni 4, dal versetto 5 al versetto 26 e si intitola Gesù e la donna samaritana. Amen. Amen. Versetto 5. Giunse dunque a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al podere di Giacobbe, che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. E là c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, stanco del cammino, stava così a sedere presso il pozzo. Era circa l'ora sesta. Una samaritana viene ad attingere l'acqua. Gesù le disse: «Dammi da bere». Infatti i suoi discepoli erano andati in città a comprare da mangiare. La samaritana allora gli disse: «Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana?» Infatti i giudei non hanno relazioni con i samaritani. Gesù le rispose: «Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva». La donna gli disse: «Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame?» Gesù le rispose: «Chiunque beve di quest'acqua avrà sete di nuovo, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna». La donna gli disse: «Signore, dammi di quest'acqua affinché io non abbia più sete e non venga più fin qui ad attingere». Gesù le disse: «Va a chiamar tuo marito e vieni qua». La donna gli rispose: «Non ho marito». E Gesù: «Hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto la verità». La donna gli disse: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che a Gerusalemme è il luogo dove bisogna adorare». Gesù le disse: «Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità». La donna gli disse:
Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto, ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: Sono io che ti parlo. Amen. Amen. Dunque, Gesù si sta recando in Galilea e si ferma in Samaria, nei pressi della città chiamata Sicar, dove si trova il famoso pozzo di Giacobbe, che era l'orgoglio dei Samaritani. Questa regione aveva fatto parte del regno del nord di Israele. Dopo essere caduta nelle mani degli Assiri, 722 a.C., la popolazione finì col mescolarsi con i pagani, portati là. E il re giudeo Giovanni Ircano distrusse il tempio samaritano, eretto sul monte Garizim. Per questo, malgrado il passato comune, l'inamicizia fra i giudei e i samaritani era secolare. Gesù si siede vicino al pozzo. Era circa mezzogiorno. Era molto caldo e i discepoli erano andati a comprare da mangiare. Gesù era da solo quando incontra la Samaritana. Gesù sapeva e voleva incontrare lei per seminare la fede nel suo cuore e poi nei suoi compaesani. Infatti, mezzogiorno era un'ora insolita per andare ad attingere l'acqua. Questo potrebbe sottolineare il desiderio della Samaritana di evitare incontri con altre donne che si recavano al pozzo, quasi sempre a gruppi e in ore certamente più fresche. Questo perché, come vedremo più avanti, la Samaritana non era stimata tra la sua gente. Questo mi fa riflettere sul fatto che Gesù ha scelto proprio lei per incontrare i Samaritani. Non importa la reputazione che hai, chi sei secondo la gente, se non sei perfetto, Gesù ti ama te, ti cerca te, ti vuole proprio te, vuole darti il suo amore, vuole che tu appartieni a Lui, vuole usare te per il suo lavoro. Accettiamo il Signore nella nostra vita, accettiamo il suo amore immenso e la nostra vita cambierà. Tornando alla parola, Gesù le chiede da bere e la donna si stupisce che un giudeo chiedesse qualcosa a una samaritana. E anche qui vediamo che Gesù va oltre le convenzioni, non guarda al popolo a cui appartieni, guarda alla persona. Gesù ama te, punto. E Gesù dice alla donna che se lei sapesse chi le sta parlando, lei stessa gli avrebbe chiesto da bere, come vediamo nel versetto 10. Che dice: Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gliene avresti chiesto ed egli ti avrebbe dato dell'acqua viva. La donna non capisce le parole di Gesù e confonde l'acqua viva di cui parla Gesù, che è la parola di Dio che porta la salvezza, con l'acqua del pozzo, che è indispensabile per la vita terrena. Infatti dice a Gesù, come leggiamo nel versetto 11 e 12. La donna gli disse: Signore, tu non hai nulla per attingere e il pozzo è profondo. Da dove avresti dunque quest'acqua viva? Sei tu più grande di Giacobbe, nostro padre, che ci diede questo pozzo e ne beve egli stesso con i suoi figli e il suo bestiame? Amen. Lei pensa all'acqua del pozzo, dice a Gesù: Giacobbe ci diede questo pozzo che ci dà acqua in abbondanza e ci ha dissetato sempre in tutto questo tempo. Infatti, in quei paesi molto caldi, il pozzo era importantissimo, era considerato fonte di vita. Quindi la donna voleva dire a Gesù:
Cosa puoi darci tu di più? E Gesù le risponde come leggiamo nel versetto 13-14. Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte d'acqua che scaturisce in vita eterna. Amen. Parlandole dell'acqua viva, dell'acqua che nutre l'anima, che disseta lo spirito, l'unica acqua che ci dà la vera vita. Amen, amen. Allora, cari ascoltatori, vediamo come ci ha ben detto Tiziana che Gesù ha una conversazione con questa donna samaritana. Devo confessarvi che questo brano è un brano che io amo particolarmente. Prima di tutto perché per l'ennesima volta vediamo che Gesù è venuto veramente a darci la salvezza, una salvezza d'amore, una salvezza senza giudizio, un amore misericordioso ed è venuto anche un po' a rompere, come avevamo detto anche in altre puntate, un po' gli schemi della legge, no? Infatti, come ci ha ben detto Tiziana, già il fatto che Gesù si sia soffermato a Samaria poteva essere una cosa molto inusuale. In più, lui, maestro, che veniva seguito, era pieno di persone che cercavano di capire, cercavano di seguirlo, si rivolge a una donna, oltretutto scopriremo di male affare. E questo proprio mi colpisce perché, torno a dire, come ha detto Tiziana, Dio ama ognuno di noi. Quindi qui proprio vediamo come il Signore ci conosce, come il Signore ama ognuno di noi ed è un Salvatore personale. Tante volte noi conosciamo Gesù, diciamo, sappiamo la storia di Gesù, sappiamo che lui è andato in croce, come penso anche voi cari ascoltatori, quasi tutti sappiate che lui è andato in croce per essere l'espiatori dei nostri peccati, ma abbiamo bisogno di un incontro personale per capire veramente chi è Gesù. E in questa narrazione questa donna ha un incontro personale che cambierà la sua vita. Allora, andiamo diciamo verso il 14, versetto 14, no? Allora, abbiamo visto che questa donna chiede a Gesù, gli dice, beh, dammi quest'acqua, ma Gesù capisce che lui sta cercando di parlargli dei suoi bisogni spirituali, ma in quel momento lei, pur avendo delle conoscenze, perché abbiamo visto che lei sa che ci sarà, cioè deve arrivare il Messia, sa tante cose, sa che la differenza tra i samaritani che adoravano e gli ebrei che adoravano a Gerusalemme, al Tempio di Gerusalemme, e i samaritani, non capisce fino in fondo cosa vuol dirle Gesù. Allora, a questo punto Gesù inaspettatamente cambia la conversazione e entra, diciamo, piano piano nella vita di questa persona. Che cosa gli dice al verso 16? Tiziana, se mi puoi aiutare con la lettura. Certamente. Egli le disse: va a chiamare tuo marito e vieni qua. Se puoi proseguire. La donna gli rispose: non ho marito. E Gesù: hai detto bene, non ho marito, perché hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Ciò che hai detto è vero. Ecco, qui c'è una rivelazione personale della vita di questa donna. Quindi proprio ci fa capire
come il Signore conosce ognuno di noi, conosce le nostre afflizioni, i nostri punti deboli, possiamo dire anche i nostri peccati, perché questa donna aveva infatti una vita un po' disordinata e questa vita disordinata l'aveva... Tiziana, prego. Sì, perché leggevo in un libro che dà spiegazioni bibliche che veniva considerato lecito fino ad avere 3 mariti, cioè risposarsi 3 volte. Oltre questo non era buono. Quindi la Samaritana ne aveva avuti 5 e in più, a quanto dice, conviveva adesso con un'altra persona, quindi era andata fuori dalle regole, ecco. Ecco, considerata proprio una peccatrice. E quindi la cosa che mi ha colpito e mi ha veramente toccato il cuore è come questa donna, nonostante si rendesse conto che questo comportamento, no? Un marito, 2 mariti, 3 mariti, 4 mariti, 5 mariti, l'avevano portata a essere mal giudicata, ha continuato. Ecco, questo mi fa pensare quanto il peccato ci trascina e ci riduce in una condizione di povertà, perché questa donna era costretta ad andare al pozzo a mezzogiorno. Possiamo solo immaginare l'ora di mezzogiorno in quel punto dove in quel punto geografico, che calura poteva esserci. La solitudine di questa donna, la paura di incontrare, il giudizio, la sofferenza, eppure lei aveva perseverato, aveva continuato nel suo trascinare questa cosa. E questo, andiamo avanti, poi magari ne riparliamo. Qui la donna, quando gli viene rivelata una cosa, capisce che si trova di fronte a una persona non comune. Quest'uomo ha qualcosa. E cosa dice questa donna? La donna gli disse: Signore, vedo che tu sei un profeta. Vado avanti? Vai avanti. I nostri padri hanno adorato su questo monte, ma voi dite che è a Gerusalemme il luogo dove bisogna adorare. Quindi la donna quasi interroga questo uomo, no? Perché capisce che questo uomo è un maestro. Continuiamo a analizzare la conversazione. Versetto 21. Gesù le disse: Donna, credimi, l'ora viene che né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate quel che non conoscete, noi adoriamo quel che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, poiché il Padre cerca tali adoratori. Dio è spirito e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Ecco, Gesù condivide con lei, diciamo, quello che sarà il tempo futuro. Cioè, lei si preoccupa di sapere e di dire a questo uomo qual è il posto giusto dove dobbiamo adorare, ma lui gli dice: donna, verrà il momento in cui non sarà necessario andare ad adorare Dio nel tempio, ma lo adorerà ognuno nel proprio spirito. E questo perché? La donna gli fa delle domande, no? Perché dice: come mai questa cosa? Vogliamo continuare? Sì. La donna gli disse: Io so che il Messia, che è chiamato Cristo, deve venire. Quando sarà venuto ci annunzierà ogni cosa. Gesù le disse: Sono io che ti parlo.
Ecco, incredibile. Gesù per la prima volta si dichiara il Messia. E con chi lo fa? Con una donna considerata tra gli ultimi, una donna considerata, abbiamo detto più volte che siamo tutti peccatori, ma questa era una peccatrice proprio, possiamo dirlo, a livello sociale. Qui veramente traspare tutto l'amore che Dio ha per ognuno di noi. Questa donna indaga e gli viene detto: sono io il Messia, sono io colui che ti salverà, sono io colui che ti darà l'acqua viva, l'acqua che cambierà la tua vita. E infatti, che cosa succede dopo questa affermazione? Se noi andiamo un po' più giù, no? Vediamo qualcosa di molto interessante. Arrivano i discepoli e poi ci viene detto nei successivi versetti, che io vi invito a leggere, che questa donna, dopo l'incontro con Gesù, cosa fa? Corre nella città e dice: venite, venite, c'è un uomo che mi ha dato una rivelazione. Cioè lui comincia a parlare di Gesù, e questa per me è una cosa incredibile. Questa donna che è costretta a uscire a mezzogiorno, stanca, sudata, impaurita, dopo l'incontro con Gesù, il Messia, il suo Salvatore, di punto in bianco riacquista la sua dignità e corre e diventa la propagatrice della parola di Dio, della buona novella. E questo mi fa veramente capire che Gesù, andando in croce, ci ha amato, ci ha perdonato e ci ha dato una dignità. E come è scritto nella parola di Dio, se Dio non ci condanna, chi ci può condannare? E questa donna l'aveva capito molto molto bene, perché dall'incontro con Gesù veramente lei, possiamo vederlo, ha cambiato la sua vita. Amen. E devo dire una cosa, Tiziana, non so se vuoi condividere con me qualche tuo pensiero, proprio mi ha colpito tanto, come dicevo prima, questo trascinarsi del peccato, no? Sì. E di questa povera donna giudicata dagli altri, e tante volte il mondo giudica persone che hanno dei peccati così evidenti, no? Dipendenze, o piccoli peccati ripetuti, che nonostante li portino a una condizione drammatica, disperata, sì, non riescono a fermarli. esatto. Ecco, Gesù può salvare queste persone. C'è il proverbio, no? Che non è giusto, però c'è questo proverbio: errare è umano, perseverare è diabolicus. Però purtroppo sappiamo che siamo tutti, se non siamo sotto la croce, siamo tutti, Sì. tutti sottomessi alla legge Per del cui, male. no, E volevo quindi, dire sì, che la gente giudica. Tu hai una debolezza che non riesci ad uscire, invece di aiutarti, di supportarti, ti giudica. Invece Gesù fa proprio il contrario, fa proprio il va a contrario. cercare proprio le persone che hanno più bisogno, cioè cerca tutti, però gli ultimi saranno i primi, perché Gesù è venuto per i malati, non per i sani. Amen. E come ha detto anche sempre Gesù, che come ha detto Tiziana, Gesù è venuto per i malati, e non dimentichiamoci che questa donna era visibilmente o socialmente riconosciuta malata, ma ognuno di noi è malato, perché davanti a Dio una qualunque disubbidienza è peccato e lo separa. Abbiamo tutti bisogno di andare alla croce e di riconoscere Gesù come nostro Salvatore. Lui ci darà quell'acqua viva e non avremo più sete.
E allora, Tiziana, cosa vogliamo dire? Allora, vogliamo dire, dopo questo bellissimo messaggio che Dio ci ha dato oggi e dopo il tuo intervento molto efficace, esortiamo tutti ad accettare Gesù nella vostra vita e a iniziare un cammino con Lui. Per questo, se desiderate un aiuto, dei consigli, vi lasciamo il numero del nostro pastore, che è... Allora, Cristina? 389 681 2922. E vi invitiamo a cogliere questa occasione perché Gesù ci aspetta, Gesù ci attende, non dobbiamo mancare all'appuntamento. Amen. Gesù era lì per questa donna, ma è lì per Per ognuno di noi, nessuno escluso. escluso. Non esiste nessuna condizione così bassa da non che Gesù non può risolvere. Il sangue di Gesù può lavare ognuno di noi da qualunque peccato. Sappiamolo e accettiamolo nella nostra vita. E vogliamo anche lasciare prima di Tiziana, prego. Sì, vogliamo lasciarvi anche il nostro numero per le vostre richieste di preghiera, che tratteremo comunque in modo anonimo, per cui sentitevi liberi di chiamarci se sentite un desiderio di preghiera nel cuore. Il nostro numero è, Cristina? 351 35 35 835. Bene, vi lasciamo adesso con un ottimo brano musicale, dopodiché apriremo la nostra linea di preghiera. A fra poco! A fra poco!
Cari ascoltatori, siamo ancora in diretta. Per il momento non ci sono prevenute richieste di preghiera, ma noi vi ricordiamo che se al momento non siete riusciti a chiamare, potete anche lasciare un messaggio su WhatsApp. Ecco, c'è qui la nostra cara sorella Tiziana che ha in cuore di pregare proprio perché tante persone possano ricevere quest'acqua viva. Sappiamo che c'è tanta sofferenza in questo mondo e Gesù vuole bussare alla porta di tante persone, e quindi lasciate la preghiera. Sì, Signore. Oh Padre, ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per la vita che tu ci hai dato, Signore. Ti ringraziamo, Padre, per Gesù, perché tu hai mandato tuo figlio, Signore, a morire, a sacrificarsi per noi, perché noi potessimo, Signore, essere lavati da ogni peccato, Signore, potessimo essere puri, Signore, potessimo essere salvati, Signore, potessimo avere, Signore, la vita eterna, Signore. Oh Signore, tu Padre l'hai fatto con tanto amore, Signore, e Gesù con altrettanto amore, Signore, si è sacrificato, ha accettato, Signore, pensando a ognuno di noi, Signore. Oh Signore, voglio metterti davanti, Signore, ogni persona, Signore. Voglio metterti davanti, Signore, la città di Pordenone dove siamo noi, Signore. Voglio metterti davanti, Signore, il Friuli Venezia Giulia, Signore. Voglio metterti davanti l'Italia, Amen. Signore. Voglio metterti davanti ogni paese, Signore, perché tu, Signore, sei ovunque, Signore. Tu, Padre, hai creato ogni persona, tu hai amato ogni persona, tu aspetti ogni persona, Signore. Tu, Signore, vuoi salvare ogni persona, Signore. Tu, Signore, hai dell'acqua viva, viva, fresca, abbondante per ognuno di noi, Signore. Ti prego, Signore, ti prego, Padre, di toccare il cuore delle persone, Signore, che, Padre, oh Signore, sono assetate, sono nel deserto, Signore, stanno in arsura, Signore, hanno sete, hanno bisogno, Signore, della tua acqua, Signore, della tua salvezza, Padre, ma per qualsiasi motivo, Signore, non riescono ad avvicinarsi, non riescono a chiedere, Signore. Oh Padre, tu conosci il cuore di ogni persona, Signore. Tu, Padre, hai la chiave di ognuno di noi, Signore. Ti prego, Signore, aiutaci, Signore, aiuta ognuno di noi, Signore. Allunga il tuo braccio potente e misericordioso, Signore, per toccare ognuno di noi, toccare ogni cuore, che possa aprirsi a te, Signore, che possa confidarsi a te, Signore, nelle sue sofferenze, nelle sue problematiche, Signore, che possa, Signore, affidarsi completamente a te, Signore, e poter bere dell'acqua, Signore, che tu ci dai, Signore. Grazie, Padre, grazie, Signore, per la tua bontà, per la tua misericordia, Signore. Grazie per la tua generosità immensa. Nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen. Allora, cari ascoltatori, siamo al termine di questa puntata. Oggi devo dire che siamo stati bravi con i tempi, quindi niente, cercheremo di mantenerci sempre così attenti con le tempistiche. E niente, vogliamo salutarvi senza ricordarvi, però non vogliamo farvi questo ultimo piccolo appello, che la Samaritana, quando ha bevuto l'acqua, poi è andata nella sua città e ha parlato a tutti di Gesù. Quindi cari ascoltatori, se avete già bevuto quest'acqua, vi invitiamo a spedire il link a tutti i vostri conoscenzi, affinché tramite questa piccola meditazione lo Spirito Santo
sicuramente agirà nelle persone meglio di come noi carnalmente magari possiamo parlare e fare anche degli errori, ma lo Spirito Santo tramite questo brano può raggiungere tante vite e dargli dell'acqua, quindi vi invitiamo a spedire il link a tutti i vostri conoscenti. E niente, cosa diciamo? Diciamo Dio vi benedica e ci vediamo domenica prossima.